L'alzabandiera è l'inno nazionale nel giardino di Villa Giusti a Padova, lo stesso luogo che dal 31 ottobre al 3 novembre del 1918 ospitò i capi di Stato internazionali impegnati nella difficile trattativa che con l'armistizio tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico mise fine al primo conflitto mondiale. Padova sceglie il luogo simbolo della memoria e della storia per celebrare il 4 novembre, festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Il ricordo ai caduti viene reso dalle autorità civili e militari che ricordano il sacrificio dei soldati italiani. Nel giardino di Villa Giusti anche molti bambini della classe quinta del 12° istituto comprensivo del quartiere che hanno visitato le stanze della storica residenza scelta per sancire uno dei momenti più importanti della storia contemporanea. Il ricordo dello sforzo per raggiungere la pace che fu condotto nelle trattative che si svolsero in questa villa dal 31 ottobre al 3 novembre 1918. Con frequenti scontri, discussioni, anche aspre, ma alla fine vide prevalere la volontà di sospendere i combattimenti e di raggiungere la pace. Quest'anno le celebrazioni del 4 novembre coincidono con il centenario della traslazione da Aquileia a Roma della salma del Milite Ignoto, scelta dalla madre di un soldato disperso. Esattamente 100 anni fa, l'eroe senza nome veniva tumulato all'altare della patria, terminando quel viaggio che, come ha detto il ministro della Difesa, è stato un percorso di grande unificazione del paese.